Buonasera, i titoli con le principali notizie. A Catania il caso di Gloria, la neonata morta poche ore dopo il parto all'ospedale Garibaldi. Conclusa l'autopsia sulla bambina, la mamma ancora grave in ospedale. A Messina ancora una morte sospetta all'ospedale Papardo. La famiglia di un paziente ragusano residente in Australia ha presentato un esposto denuncia. L'inchiesta dopo il sequestro delle sale operatorie va avanti. Ad Agrigento la denuncia di un malato oncologico fino a 15 mesi per una colonoscopia. Schifani dispone ispezione all'ASP. Sciopero generale con CGIL Will in piazza anche a Palermo. In 10.000 hanno attraversato le vie della città. In Sicilia manca tutto, dicono, dal lavoro alla sanità. Allarme salmonella nel Trapanese in provincia di Agrigento. Vietato bere l'acqua dai rubinetti per almeno 5 giorni. A Catania acceso il grande albero di Natale alto 15 metri ed è già festa per i bambini che hanno animato con canti e balli Piazza Università. Calcio, Catania pronto a sfidare la Cavese in 4, Tarrossa-Azzurri escono dall'infermeria. In Serie B Palermo cerca la svolta in campionato, domenica al Barbera arriva lo Spezia. Ancora buonasera, si è conclusa l'autopsia sul corpicino della piccola Gloria, la neonata morta 2 settimane fa, poche ore dal parto, all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Il legale dice: temiamo che vi siano stati una serie di gravissimi errori. Orazio Longo. Documentalmente non ci possiamo sbilanciare. Aspettiamo i risultati dell'anatomopatologo che sarà nominato entro il 6 dicembre. Sono le parole dell'avvocato Stefania Amato dopo l'autopsia sul corpo della piccola Gloria, la neonata morta all'ospedale Garibaldinesima di Catania a poche ore dalla nascita, 15 giorni fa. Parole che però non nascondono timori più gravi. Errori su errori, situazioni disastrose che stanno anche impedendo alla mamma di occuparsi anche della parte più drammatica di questa vicenda. Una catena di errori, quelli che ipotizza il legale, che riguarderebbero anche la salute della mamma della piccola Gloria, in queste ore ricoverata d'urgenza all'ospedale San Marco per un delicato intervento chirurgico conseguente alla gestione del parto. La donna era stata dimessa domenica scorsa, ma dopo pochi giorni è dovuta correre in ospedale su prescrizione del ginecologo di fiducia. Il rischio per la salute era altissimo, potenzialmente letale. La sepoltura della piccola Gloria, prevista per domani, è stata posticipata a data da destinarsi, in attesa che la sua mamma, dopo l'operazione d'urgenza, possa partecipare al funerale dandole l'ultimo saluto. A Messina un altro caso di morte sospetta al Papardo, esposto in procura dei figli di un anziano morto dopo un intervento nell'ospedale. Intanto l'inchiesta prosegue, prevista per lunedì una nuova ispezione degli investigatori. Francesco Triolo. Si profila un altro caso di morte sospetta all'ospedale Papardo di Messina, dove un 82enne originario della provincia di Ragusa, residente da decenni in Australia, è deceduto lo scorso 17 settembre. I figli che vivono in Australia hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Messina attraverso l'avvocato Massimiliano Fabio, chiedendo il sequestro della cartella clinica e di tutta la documentazione relativa al ricovero. L'anziano, in vacanza sull'isola di Stromboli, era stato colpito da un infarto e trasferito d'urgenza negli soccorsi al Papardo, dove era stato sottoposto ad un'angioplastica con applicazione di uno stent. I medici avevano assicurato la famiglia sul buono stato di salute del paziente, nonostante fossero presenti calcificazioni coronariche che richiedevano ulteriori interventi. Nonostante le rassicurazioni, le condizioni dell'uomo si sono improvvisamente aggravate, portando ad un ricovero in terapia intensiva per un'infezione inizialmente diagnosticata alle vie urinarie e poi ai polmoni. Il rapido peggioramento a causa del decesso ritenuto anomalo dai figli, che ora chiedono piena luce sulla vicenda. Intanto sul fronte dell'inchiesta è slittato alla prossima settimana l'interrogatorio della direttrice generale dell'ospedale, Catena Di Blasi, convocata in procura dopo il sequestro delle 2 sale operatorie. E per lunedì è prevista una nuova visita degli investigatori. Dopo i primi rilievi della scientifica e il sequestro disposto dal giudice, infatti i magistrati Anna Maria Arena, Anita Siliotti e l'aggiunto Vito Di Giorgio hanno ritenuto necessario effettuare nuovi esami direttamente nelle sale dell'ospedale, che saranno effettuate dai consulenti scientifici che hanno già analizzato parte dei campioni prelevati nei precedenti accertamenti tecnici. Fino a 15 mesi per una colonoscopia, questa la lista d'attesa per un paziente di Agrigento affetto da un tumore che teme adesso una recidiva. Davide Sardo.
Da 7 a 15 mesi per una coloscopia urgente. Succede ad Agrigento, dove un paziente oncologico ha tentato di prenotare l'esame al CUP, il centro unico prenotazioni dell'azienda sanitaria. L'operatore gli ha prospettato 2 date, la prima a Sciacca nel novembre del 2026 e la seconda a Canicattì nell'agosto del 2025. In pratica, per una sospetta recidiva da tumore, l'uomo dovrebbe aspettare diversi mesi. La denuncia, ripresa dal quotidiano La Sicilia, ha avuto se non altro un effetto immediato. L'azienda sanitaria agrigentina ha annunciato di avere attivato un numero di telefono riservato alle prenotazioni dei pazienti oncologici e ha disposto un'ispezione. Il presidente della regione Renato Schifani ha sollecitato l'assessore alla salute Giovanna Volo ad intervenire sul caso, ribadendo l'impegno del suo governo nell'abbattere le liste d'attesa e restituire dignità ai pazienti siciliani. Nel caso Lari entra un super perito nominato dalla famiglia, avrà il compito di analizzare i cellulari sequestrati ai compagni della ragazza che si è impiccata vicino proprio nel giardino di casa a Piazza Armerina. Lorena Dolci. Se esiste quella foto che ritrae Larimar in pose intime, se circolava un video compromettente ripreso a sua insaputa, lo dirà l'analisi degli 8 cellulari sequestrati ai suoi compagni. Per questo la famiglia della ragazzina, trovata impiccata vicino casa a Piazza Armerina, ha nominato un super perito, lo stesso del caso di Alberto Stasi, che seguirà l'analisi dei dispositivi. Tendenzialmente qualche cosa si riesce a recuperare, però dipende molto da quando è stata cancellata, dal tempo intercorso, dagli applicativi coinvolti, quindi insomma non possiamo dire a priori se sarà possibile o meno. L'accertamento sarà utile anche per confermare 2 nuovi capi di accusa che la procura ha aggiunto a quello di istigazione al suicidio, revenge porn e detenzione di materiale pornografico. L'avvocato della famiglia, che continua a non credere all'ipotesi del suicidio, non conferma però neanche questo tassello. Noi non sappiamo nulla con riferimento a questo video, non sappiamo niente con riferimento alle immagini e neppure gli amici e compagni di Larimar più vicini alla famiglia hanno riferito niente di ciò. Nei prossimi giorni l'avvocato sentirà le persone vicine alla ragazza e in grado di ricostruire il contesto in cui stava vivendo gli ultimi giorni prima della morte, come quell'amica a cui Larimar aveva inviato le foto del suo ultimo tema in classe. Lei, figlia di un siciliano e di una brasiliana, nata e cresciuta a Varese, rivendicava la sua diversità. Ognuno di noi è diverso, scriveva, ed è per questo che la definizione di cultura non può essere che personale. 10 ragazzi arrivati a bordo di bici elettriche hanno picchiato con calci, pugni e bastoni un addetto alla sicurezza del circo Orfei a Palermo. L'aggressione è scattata perché il vigilante non ha permesso loro di entrare a guardare gli animali nelle gabbie. CGIL e UIL in piazza oggi anche a Palermo per lo sciopero generale, oltre 10.000 le persone che hanno sfilato per la città. In Sicilia manca tutto, dicono, dal lavoro alla sanità. Questo paese va cambiato. Marco Gullà. Questa legge di bilancio non ci soddisfa, non dà risposte ai giovani perché non crea lavoro, non crea stabilità. È proprio il lavoro uno dei temi centrali dello sciopero generale promosso da CGIL e UIL. Qui siamo a Palermo, oltre 10.000 persone sfilano per le vie del capoluogo. Il tema dello sciopero espresso negli striscioni e nel titolo dell'iniziativa è cambiare la maniera di bilancio. Tantissimi cartelli, tra i quali uno che vede il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in una caricatura paragonato al personaggio del film Cettola Qualunque. Arrabbiati perché il governo non ascolta i bisogni degli italiani, dei poveri, quelli che non si possono curare, dei pensionati che non arrivano a fine mese, dei lavoratori precari. Siamo incazzati per questo. E le persone per venire a manifestare, per scioperare, perdono una giornata di lavoro perché hanno bisogno di fare capire al governo che abbiamo bisogno. Redditi bassi, poco lavoro e giovani costretti ad emigrare dalla Sicilia. La protesta accesa di sindacati e lavoratori. Siamo qui per lamentare tutto quello che non va in questo paese, perché è inaccettabile che per una visita medica dobbiamo aspettare mesi. Stiamo parlando da amministrazioni comunali, amministrazioni regionali, non c'è un aspetto che funziona in questo paese, non c'è il lavoro, non c'è nulla, i ragazzi devono partire. Siamo molto arrabbiati perché vogliamo che ci vengano riconosciute i giusti diritti e che comunque vengano adeguati anche gli stipendi e le pensioni, soprattutto dei nostri genitori e dei nostri nonni. Ci precettano perché abbiamo rispettato le norme per la programmazione dello sciopero. Hanno paura di noi? Questa è la risposta della piazza. Questo è il paese reale che protesta oggi.
Dopo i mesi di siccità a Trapani l'acqua esce dai rubinetti ma non si può utilizzare per la presenza di salmonella. Laura Spanò. Ancora un'altra tegola per il trapanese, non bastava la prolungata crisi idrica, ora dai rubinetti scorre l'acqua ma non si può utilizzare, tutto questo per via dell'allarme salmonella scattato in queste ore. La presenza del batterio è stata riscontrata nelle reti gestite da Sicilacque, in particolare nell'acqua della diga Garcia in uscita dal potabilizzatore di Sambuca. È stata la stessa società a darne comunicazione ieri sera all'azienda sanitaria provinciale di Trapani e di Agrigento, che hanno invitato i sindaci a emettere l'ordinanza che vieti l'uso potabile dell'acqua fino a quando la situazione non ritornerà alla normalità. Si parla di almeno 5 giorni. Il batterio presente in rete costituisce un fattore di rischio significativo per l'acqua in distribuzione, scrive il direttore del Dipartimento Prevenzione Francesco Di Gregorio. Intanto per i comuni di Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto, Alcamo, Paceco, Erice, Valderice, Custonaci e Trapani e nell'Agrigentino, Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca c'è il divieto di utilizzare l'acqua potabile per bere, cucinare, lavare alimenti e persino per l'igiene personale, compreso fare la doccia. L'ASP ha suggerito di acquistare acqua potabile in bottiglia per coprire le necessità quotidiane e adottare sistemi temporanei di potabilizzazione come la bollitura prolungata dell'acqua, l'uso di disinfettanti come la mucchina da utilizzare secondo le indicazioni riportate nelle confezioni. Restiamo in tema di crisi idrica perché a Caltanissetta un nuovo stop alla distribuzione dell'acqua con turni che si prevede si allungheranno oltre 10 giorni. I residenti sono ormai allo stremo, costretti a riempire vasche e bidoni per non rimanere appunto senza acqua. Sentiamo Rita Cinardi. A Caltanissetta torna l'incubo della crisi idrica con turni che, come si prevede, si allungheranno oltre 10 giorni. La città, già provata da mesi di emergenza idrica, da martedì ha dovuto subire un nuovo stop alla distribuzione dell'acqua a causa dell'ennesimo guasto dell'acquedotto Ancipa. Guasto che è stato già riparato, ma ieri la cabina di regia per l'emergenza idrica della regione ha imposto a Siciliacque il distacco di Caltanissetta e San Cataldo dalla diga Ancipa, che potrà rifornire soltanto 5 comuni dell'ennese Ancipa dipendenti. Il capoluogo nisseno adesso potrà ricevere soltanto acqua dai pozzi, che in questo momento viene garantita in quantità minime perché a causa di grosse perdite dalla conduttura che dovrebbe far arrivare l'acqua dal campo pozzi di San Giuliano in territorio di Butera dovrà prima essere realizzato un bypass di 1,6 km. Attualmente i tecnici stanno lavorando per realizzarlo e nel frattempo a Caltanissetta e San Cataldo arrivano quantitativi non sufficienti a soddisfare le esigenze dei residenti. Per molte famiglie si tratta di un ritorno a decenni fa, quasi in ogni casa si riempiono vasche e bidoni perché resistere senza acqua corrente per oltre una settimana è quasi impossibile. Addirittura si parla di 12 giorni. Quindi credo che sia veramente vergognosa una cosa del genere. Per commercianti e ristoratori le cose non vanno meglio, in tanti sono costretti a rifornirsi con le autobotti, costi che vanno a pesare su un'imprenditoria, quella nissena, già in difficoltà. Con notevole aggravio di costi sia diretti che indiretti, perché comprano 2 autobotti alla settimana e anche nei costi delle materie prime come frutta e verdura ci sono stati notevoli aumenti. Lasciò il suo cane senza cibo né acqua chiuso in un garage. Oggi il proprietario di Gibbi, morto da appena 1 anno, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa dal Tribunale di Catania, e dovrà pagare 12.000 euro di risarcimento alle associazioni animaliste che lo avevano denunciato. Breve pausa e poi vedremo come i siciliani vanno a caccia di affari con i saldi del Black Friday. Oggi il Black Friday, quello che in America è il venerdì nero dei super sconti in vista appunto del Natale. Vediamo come i siciliani approfittano dei saldi. Adelaide Barbagallo. In Sicilia, nelle vetrine dei negozi, sconti e promozioni vengono pubblicizzati da una settimana, ma è oggi il Black Friday. È il venerdì che in America cade il giorno dopo la festa del ringraziamento e considerato l'inizio della stagione degli acquisti natalizi e dei relativi saldi. Il venerdì che negli anni 50 i negozianti segnavano col colore nero per indicare grandi affari, al contrario dei giorni segnati in rosso. Una giornata di sconti speciali adottata anche in Italia. I siciliani colgono l'occasione di prezzi ribassati? Io sto andando in palestra, è il miglior regalo che mi possa fare.
Ma sono già acquisti per i regali di Natale o per lei? Non è un acquisto personale, mi sono fatto un regalo personale, tutto qua. E i giovani per chi comprano? Sia per me stesso che anche per la mia famiglia. Ne approfitto giustamente. Infatti ne approfittiamo, così vogliamo di meno. Sconto reale o meno si acquista solo se il prezzo viene giudicato conveniente. Non ho fatto quello che viene consigliato, di venire il giorno prima, vedere qual è il prezzo, non ho avuto questa pazienza, quindi devo stare in fiducia. Mi hanno detto che c'era una cifra col 40% di sconto. Il Natale è alle porte, ma non tutti al momento sembrano pensarci. I commercianti temono una flessione nelle vendite nel periodo delle feste, ma c'è da scommetterci. Ci saranno sempre regali e acquisti last minute, quelli dell'ultimo minuto. A Catania questo pomeriggio è stato acceso il grande albero di Natale alto 15 metri ed è già festa per i bambini che hanno animato Piazza Università con canti e balli. Sentiamo Desiree Ferlito. Catania si accende di luci e in città si respira già l'atmosfera natalizia. Il sindaco Enrico Trantino, con i rappresentanti dell'amministrazione e del Consiglio Comunale, ha acceso le luci del grande albero di Piazza Università, con i mercatini e le luminarie natalizie della città. Sarà credo un bellissimo Natale con una serie di eventi in giro per tutti quanti i quartieri della città. Avremo artisti per strada, avremo gruppi musicali, avremo eventi teatrali nelle chiese di San Cristoforo, di Librino, di Picanello, un pochettino dappertutto, perché desideriamo che la gente si senta stretta attorno a un qualcosa che unisce tutti quanti. Gli allestimenti natalizi quest'anno verranno accesi in un numero di strade e piazze ancora maggiore rispetto agli anni scorsi nelle vie principali dello shopping, come da tradizione ormai in concomitanza con il Black Friday, anche grazie al contributo degli sponsor che hanno aderito alla proposta del Comune. Il grande albero di Natale di Piazza Università è alto quasi 15 metri rispetto ai 10 dello scorso anno. Le luminarie di via Etnea, Piazza Mazzini, 2 tratti di via Vittorio Emanuele, Piazza Vincenzo Bellini sono state installate grazie ai fondi della tassa di soggiorno. I mercatini natalizi quest'anno rimarranno aperti da oggi al 28 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, festivi e prefestivi anche fino alle 23:45. Che il Natale in città abbia inizio. Adesso una breve pausa e poi il calcio con Catania e Palermo. Eccoci al calcio, Catania con 4 giocatori in più in vista della partita contro la Cavese. A elencare chi torna a disposizione è stato lo stesso tecnico durante la conferenza stampa pre-gara. Sentiamo Francesco Triolo. Sturaro, De Rose e Ierardi. Lunetta ha bisogno di qualche altro giorno di riposo. Mimmo Toscano elenca i recuperati in vista della gara di domani contro la Cavese e l'esordio della sua conferenza stampa pre-gara di oggi, parole che danno un pizzico di positività per un Catania che ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con tante assenze. Quanti minuti potranno garantire in campo ancora non si sa, ma intanto è sempre bene avere a disposizione più soluzioni. La partita contro la Cavese potrebbe segnare il definitivo rilancio del Catania in campionato, il successo interno ai danni del Trapani una dozzina di giorni fa, il 2-2 ad Avellino sfiorando un clamoroso successo esterno hanno dato alla squadra uno slancio in più in vista della fine del girone d'andata. Non siamo al completo, ma per questo dobbiamo dare tutti qualcosa in più per sopperire a questa situazione. Si appella al senso di squadra, alla compattezza del gruppo, quindi Mimmo Toscano, che conta ancora più di chi sarà a scendere in campo dal primo minuto. Lui farà la conta nell'immediata vigilia della partita. I dubbi di formazione sono i soliti, ma l'obiettivo è uno: non perdere contatto con le prime posizioni. Palermo che lavora in attesa del match di domenica alla Barbera contro lo Spezia. Tornano da ex Mathieu Soleri. Dionisi chiede la svolta. Marco Gullà.
AAA cercasi gol. Le punte centrali del Palermo hanno numeri tra i peggiori della Serie B in quanto a rendimento. Henry, Brunori e Leduaron, i tre alfieri che dovevano mettere le ali a rosanero, sparano a salve. Solamente 3 gol segnati in tutto il campionato, 2 fatti da Henry, 1 da Brunori, tra l'altro su rigore, e 0 da Leduaron. E domenica al Barbera arriva lo Spezia, secondo in classifica, con 2 ex rosanero vogliosi di riscatto, Mateu e Soleri. Il Palermo deve cambiare marcia, anche perché la classifica inizia a non sorridere, siciliani sempre in zona playoff, ma solamente con 3 punti di vantaggio su quella playout. Alessio Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha pareggiato contro la Sampdoria, pochi dubbi soprattutto sul sistema di gioco che rimane il 4-3-3. In avanti potrebbe essere confermato lo stesso tridente schierato domenica scorsa, ma non sono escluse sorprese. Con molta probabilità ci saranno Insigne a destra, Henry al centro e Di Francesco sulla sinistra, ancora panchina quindi per Brunori, sempre più lontano dall'orbita rosanero. Ranocchia va verso la conferma nel ruolo di playmaker con Segre e uno tra Verra e Gomez. Al Barbera l'ex Soleri, molto amato dal popolo rosanero, sarà titolare. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per l'attenzione e buona serata.